Cari telespettatori, ben ritrovati e ben ritrovati i nostri ospiti. Abbiamo il piacere di avere qui con noi CIA Padova, in modo particolare Presidente e Vicepresidente. Luca Trivellato, Presidente CIA Padova, ben ritrovato, grazie di essere qui con noi. Buongiorno a tutti. E ci fa anche molto piacere avere il Vicepresidente Emilio Cappellari, grazie. Buongiorno a tutti. Entrambi, comunque precisiamo, sono imprenditori nel settore agricolo, quindi conoscono bene la materia. Questa volta facciamo un po' un aggiornamento, un bilancio delle valutazioni e considerazioni relative all'agricoltura. Un po' siamo stati effettivamente sollecitati anche da voi, un po' ci sono effettivamente delle novità. Parleremo anche del problema del latte che ha spaventato non pochi cittadini e dell'aumento dei prezzi in generale. E allora, Presidente, un po' inquadriamo la situazione che dopo un periodo di estate siccitosa, calda, si presenta un inverno. Com'è questo inverno? Beh, è stato un inverno che inizialmente ha avuto delle temperature superiori alla media come non si vedevano da anni, e questo ha comportato problematiche anche nella produzione per tutte quelle orticole, soprattutto quelle autunno-invernine, in particolare per quanto riguarda i radicchi sia di Maserà che il radicchio di Treviso nelle varietà precoci e medie. Che ne hanno risentito quindi? Ne hanno risentito perché hanno accelerato la produzione. Adesso il brusco calo di temperature di questi giorni provoca a sua volta un'estrema difficoltà, perché l'apparato foliare, essendosi sviluppato in maniera importante per i caldi, adesso non è pronto ad affrontare questi sbalzi di temperatura così importanti. Ma ci sono delle specialità che ne hanno tratto giovamento da questa situazione? O come alcuni ci hanno detto, ma inventarsi una produzione agricola, orticola che possa resistere a questi ormai cambiamenti in atto? Beh, qua si aprono due tematiche. Uno è quello del ragionamento delle colture messe a dimora nei nostri territori, e l'altro è quello della ricerca rispetto al futuro. Le faccio questa domanda perché so che lei ha studiato. No, allora, sul lato del cambiamento culturale, cioè delle varietà che vengono messe in produzione, è una cosa che è molto rischiosa in questo periodo. Sul lato invece, diciamo, della prospettiva, è chiaro che una maggiore ricerca per quanto riguarda la possibilità di avere specie resistenti a sbalzi di temperatura, a periodi siccitosi larghi, e quindi la possibilità, insomma, di avere piante più resistenti a quello che sono gli stress o termici o idrici, è un tema sul tavolo che deve essere affrontato nei centri di ricerca, e sui quali ovviamente noi abbiamo aperto anche recentemente una collaborazione a livello nazionale proprio con il CREA, che è l'ente di ricerca ministeriale per quanto riguarda l'agricoltura. Perché di necessità virtù a questo punto. Qui stiamo vedendo un vostro mercato con i radicchi, le carote eccetera. Se però la situazione cambia drasticamente bisogna un po' rivedere anche le produzioni, perché l'agricoltura vive di prodotti a prescindere da quali questi possano essere. Assolutamente. Il nodo è che i cambi repentini che abbiamo avuto quest'anno in particolare andranno ragionati in termini con un ragionamento di più ampio spazio temporale. Quest'anno è stato un anno assolutamente nero per quanto riguarda le nostre produzioni, insomma un periodo di siccità lunghissimo durante il periodo estivo, un autunno estremamente caldo rispetto a quello che siamo abituati per le nostre latitudini, e uno sbalzo di temperatura degli ultimi giorni importante. Quello che ci solleva è ovviamente l'arrivo della neve in alta montagna, che ci permette, insomma, di guardare al futuro, alla primavera e anche all'estate prossima, con una riserva d'acqua importante sulle nostre cantine montuose. Si spera ovviamente. Si spera, infatti. A proposito di bilanci, Vicepresidente, chiedo un po' a lei di fare il bilancio dell'annata. È stata un'annata molto difficile, in primis perché, come ha detto il Presidente Trivellato, ci siamo trovati davanti un'estrema siccità, che noi sappiamo che dovremmo fare i conti sempre più spesso con una siccità così importante. Però di fatto ogni agricoltore che va a seminare, come in questo periodo abbiamo appena finito le semine dei cereali a turno fa il suo lavoro, e quindi fa il suo lavoro, sì, ma c'è l'incognita del futuro, cioè sappiamo che i cambiamenti climatici purtroppo sono in atto, ma non sappiamo se l'anno prossimo ci sarà comunque una pioggia sufficiente, se dovremo irrigare, se potremo farlo, perché ricordo che quest'estate c'è stato il problema non tanto di dover irrigare quanto che non c'era acqua nei canali per poterlo fare. E quindi di fronte a queste incognite
sono necessari anche dei cambiamenti veramente strutturali per quanto riguarda la nostra rete idrica, che ricordo è da millenni che è così, cioè è da quando è stata creati i canali che l'acqua c'è sempre stata e c'è sempre stato un buon afflusso di acqua nella nostra pianura padana. Purtroppo da quest'anno e già da qualche anno magari si poteva vedere qualche cricca. Da quest'anno però ci siamo resi conto che veramente dobbiamo iniziare a pensare in maniera più importante a come difenderci e come affrontare il futuro per le nostre aziende e per le nostre culture. Quindi necessita anche di finanziamenti ulteriori e da questo punto di vista l'Europa, la PAC danno un contributo, un aiuto? Al momento la PAC no, nel senso non ci sono misure specifiche per contrastare questi cambiamenti in maniera efficace, proprio perché non è tanto, cioè noi come aziende possiamo sì migliorare, efficientare di più i classici rotoloni che vediamo nei campi ad esempio, piuttosto che gli impianti a goccia che sono più economi per quanto riguarda l'utilizzo di acqua. Però serve proprio a monte un progetto, dei progetti seri ed efficaci che ci permettano di far arrivare l'acqua nei nostri campi come è sempre stato. Questo diventa imprescindibile praticamente. Sì, purtroppo sì. Adesso c'è siccità o no? Adesso no. Domanda da non addetti ai lavori, perché per alcuni non è sufficiente l'acqua che è in tutte le zone insomma, che è venuta, ma dal vostro punto di vista, quindi il territorio di vostra competenza, il padovano? Allora, in questo periodo l'acqua che è piovuta nei giorni scorsi e tuttora insomma, in questi giorni sta piovendo è sufficiente, però non dobbiamo dimenticare che una cosa è l'acqua che piove e che serve nell'immediato alle culture per poter sopravvivere, un'altra cosa è la riserva idrica che si dovrebbe accumulare durante le stagioni autunnali, invernali e primaverili per affrontare poi l'estate in maniera diciamo tranquilla. Negli ultimi anni questo non è successo, ovvero si sono verificate grosse piogge in brevi periodi, poi però per lasciare spazio a lunghi periodi di siccità. Ricordo che quest'anno comunque gennaio, febbraio e marzo ha piovuto pochissimo e quindi già a Pasqua eravamo in forte stress idrico e c'erano i canali comunque che non avevano già quasi acqua. Ma lì anche accumulare l'acqua che viene in più, sono i consorzi, che chiedo in generale che allora i consorzi possono gestirla, chiaro che possono farlo se hanno le strutture adatte per farlo e queste strutture ad oggi non ci sono. Quindi non sono state fatte ancora le famose casse di contenimento, laminazione che devono essere preparate? Si parla di alcuni progetti di diciamo micro laghetti, tanti laghetti che dovrebbero riuscire a sopperire almeno in parte, però se ne sta parlando appunto di concreto, ad oggi non c'è ancora nulla. Alcune ricerche hanno pensato anche di concentrare, invece di fare tanti piccoli laghetti, farne di meno ma più grandi, perché un lago più grande può essere fatto anche più in profondità. Tanti laghetti piccoli non possono essere molto profondi e quindi possono tenere non molta acqua. Diciamo, sono comunque studi anche abbastanza complicati da fare perché giustamente bisogna venire incontro a noi agricoltori e alle nostre risorse, però anche nel rispetto dell'ambiente, del territorio e della pianura insomma, nella sua interezza. Diciamo. Lei si occupa di che cosa, di che settore? Io principalmente coltivo cereali, quelli classici, mais, soia, frumento duro e tenero, orzo e pisello proteico. Pisello proteico? Sì. non lo conoscevo. Che è una varietà di piselli? Sì, esatto. Ma con questi cereali, esatto, che sono diciamo, la base della nostra piramide alimentare e la base anche dell'alimentazione, tra l'altro degli animali, no? Assolutamente sì. Come sta andando tecnicamente? Perché lì allora, abbiamo delle notizie inquietanti dell'aumento del 120% del costo mais, soia, orzo e anche la paglia, che sono i mangimi, sono sempre cereali. Sì, assolutamente sì, quindi sono cresciuti molto i prezzi, è vero che sono cresciuti anche i prezzi di mercato di questi cereali, rendendo anche difficile per gli allevatori poter poi affrontare il costo d'acquisto, perché per un allevatore il costo d'acquisto del mangime è una delle spese principali che deve affrontare per poi far pareggiare i conti, perché ricordo che il prezzo della carne invece non è cresciuto granché, quindi si trova molto in difficoltà. Per noi produttori di cereali
da un lato abbiamo visto crescere i prezzi di mercato del nostro prodotto, dall'altro però è cresciuto anche il prezzo del gasolio, dell'elettricità, dei ricambi per le nostre macchine agricole, quindi diciamo c'è stata una compensazione abbastanza importante che ha portato a un pareggio tra costi in più e ricavi che comunque ci sono stati in più e che di fatto comunque non ci hanno fatto fare un'annata diciamo eccezionale. Ecco. Chiaro. E da questo punto di vista, questa è la base dell'alimentazione, diciamo appunto del bestiame, e qui arriviamo a bomba al tema di questi giorni, cioè l'aumento del prezzo, il paventato aumento del prezzo del latte al litro. Si arriverà veramente ai 3 euro? E quali sono le cause e le ripercussioni? Beh, guardi, i 3 euro al litro sono un orizzonte non solo possibile ma probabile, nel senso che anche il Sole di 24 Ore recentemente ha proprio parlato di un aumento importante del prezzo proprio del latte sullo scaffale. Quindi, è tantissimo però. Che è tantissimo e che tra l'altro arriva in un momento in cui la parte di inflazione è estremamente importante e contribuisce anche questo ovviamente all'aumento dell'inflazione. Questo sommato all'aumento dei costi che le famiglie stanno affrontando per quanto riguarda l'energia elettrica e più in generale insomma tutti i beni sia di primo consumo che energetici poi durante il periodo invernale, che ovviamente se ne utilizzano anche di più, è chiaro che provocherà anche un restringimento delle vendite probabile per il futuro. Però quello che ci tengo a sottolineare è che questo aumento allo scaffale non corrisponde a un aumento di valore riconosciuto agli produttori, alle aziende agricole, nel senso che in questo momento al produttore viene riconosciuto 0,58 centesimi al litro. Sì, però un anno, 2 anni fa parlavamo di 0,28. Assolutamente, c'è stato un aumento, noi abbiamo fatto anche una forte battaglia con Itallatte, con le associazioni di distributori e di trasformatori del latte, proprio per vedere riconosciuto un maggior valore alle produzioni primarie, ai nostri allevatori. Però è chiaro che di fronte agli aumenti che abbiamo avuto in questo periodo, questi aumenti del valore del bene venduto non sono riusciti a compensare l'aumento dei costi di produzione invece. Cioè noi abbiamo stimato che in questo momento i nostri allevatori stanno vendendo il latte a 1 centesimo in meno rispetto a quanto costa, per cui stanno lavorando sotto costo. Questo è dato non solo dai nostri studi, ma se noi prendiamo gli ultimi 3 anni di analisi fatte dalla Camera di Commercio di Padova e Rovigo, noi vediamo che negli ultimi 3 anni abbiamo perso nel nostro territorio un'azienda zootecnica su 10. È tantissimo. È tantissimo, ma soprattutto per il futuro questa problematica, cioè la redditività delle aziende di allevamento e di produzione di latte, è un tema che deve essere messo sul tavolo e al quale è necessario trovare risposta in termini strategici, cioè di prospettiva, ma anche in termini, come dire, emergenziali, per riuscire a venire incontro alle situazioni di difficoltà che oggi stanno vivendo le nostre aziende agricole. Perché io voglio ricordare che perdere un'azienda agricola sul territorio significa perdere anche un elemento di manutenzione del paesaggio, di mantenimento di biodiversità. I nostri allevatori molto hanno fatto per il benessere animale. In Italia la visione dell'allevamento, voglio dire, dove vengono sfruttate gli animali e quant'altro, non ha cittadinanza. Noi abbiamo fatto degli investimenti, i nostri soci hanno fatto degli investimenti per garantire il benessere animale sotto, voglio dire, indicazione dell'Europa. Questo ha comportato ovviamente degli investimenti importanti nelle nostre aziende, ma dall'altro lato il riconoscimento di un maggior valore del prodotto non è andato di pari passo con l'aumento dei costi, quindi è una situazione di estrema crisi ed è necessario prendere in mano la questione agricola in maniera di prospettiva, cioè di 5-10 anni. È lo stesso discorso che è stato fatto prima rispetto alla questione idrogeologica. Sì, infatti non si può lavorare sull'emergenza, sul presente, assolutamente. Cioè, noi abbiamo un'emergenza sulla quale tamponare i danni per non perdere aziende agricole. Dall'altro lato bisogna ragionare di prospettiva. Chiaro. Io lo interrompo un attimo perché questo tema è anche molto importante e va compreso bene, perché altrimenti arrivano le notizie così, non si capisce il dietro le quinte che cosa ci sta. Pubblicità, pochi secondi, poi ritorniamo insieme.